podio con i colori della Mountain Bike Senior per gli esordienti primo anno. Nell'ordine Giovanni Piana, Jonathan Mamusi e Dennis Santoru. Costantino Gaspa della MTB Senior ha vinto nuovamente la categoria esordienti secondo anno. Secondo gradino del podio per Filippo Coni dell'Ossidiana Bike e terzo classificato Daniel Foglianesi dell'Alghero Bike. Nelle donne allieve il successo è andato nuovamente a Sofia Nugis dell'Ossidiana Bike. Seconda posizione e prima tra le donne esordienti Simona Cossu della MTB Senior. Terzo posto e seconda tra le donne allieve Giorgia Falchi dell'Architano. Silvia Caria della SC Arcidano ha vinto nella categoria donne. Alle sue spalle Elisabetta Talana del Pedale Iglesiente e Giada Scanu della Picalina MTB Club. Nella Master 1 Giorgio Carta della Tecnobike ha preceduto Giulio Mamusi della MTB Progetto Sport e Ciro Commesso della SC Cagliari. L'atleta della Runner, Filippo Ortu, ha vinto la categoria Master 2. Adriano Giovanni Testone della MTB Progetto Sport e Pietro Simula della Serse Coppi hanno completato il podio. Nella categoria più numerosa, la Master 3, con ben 32 atleti, primi due posti per il cicloteam Cireddu. Nell'ordine Massimiliano Cadelano e Roberto Cireddu. Terzo classificato Roberto Moi della SC Cagliari. Antonello Puggioni della MTB Progetto Sport si è imposto nella Master 4. Seconda piazza per Mario Cossu della MTB Senior e terza posizione per Giovanni Pala della Royal Bike. Nella Master 5 vittoria per Giorgio Sara del sodalizio organizzatore. Alle sue spalle Bruno Mario Farina della SC Ozzierese e Paolo Zanda del Pedale Lussanese. Sono rientrato dopo l'infortunio, grazie a Dio, grazie ai miei amici che mi hanno spinto, sono contento. Sono contento soprattutto che sono rientrato qua e l'ho voluto fare in memoria di Massimo che non c'è più. Grazie a tutti. Enea Casti dell'Extreme Bike ha conquistato il primo gradino del podio nella Master 6+. Secondo e terzo posto per Sergio Zanda del Pedale Lussanese e Clemente Melis del Sinnai MTB. Giovanni Cocco, presidente della Mountain Bike Senior, ha ricordato l'amico Massimo Melis e tutti coloro che avevano il ciclismo nel cuore e che purtroppo non ci sono più. È nato con noi tanti anni fa, lui passava dalla moto, la sua grande passione. Passato con noi e noi volentieri gareggiava. Non pensavamo di arrivare a questo, quindi abbiamo grazie alla federazione che ci ha dato modo di spostare la gara e dedicarla a lui. Cosa dire di lui? Un ragazzo d'oro che tutti quanti gli atleti della Sardegna hanno voluto onorare oggi. Un grazie a tutti gli atleti che hanno capito questa giornata, anche la scorsa settimana presenti, e quindi spostarla per lui, ma anche per noi ha voluto dire molto, soprattutto in questa giornata, una giornata che lui in questo incidente stava provando questo percorso, questa gara che doveva essere oggi, questa è la prima di point to point. Noi subito abbiamo voluto fortemente spostarla oggi perché domenica scorsa non era possibile
Quindi un ringrazio al Presidente Salvatore Meloni, ma soprattutto a tutte le società della Sardegna che con loro interesse, col chiamare il Presidente che non era giusto, bisognava spostare, il Presidente come subito ha ammesso non era possibile per la concomitanza dei funerali, quindi ha detto spostiamola e la dedichiamo a lui. Questo cartellone che dietro di me è un ciao Massimo. Se pensiamo che nel mondo della mountain bike sono tanti ricordi, da Felice di Sinai, Gianfranco Crava di Berchida, Nello per quanto riguarda Cabras, Nevino un altro nostro atleta e poi alla fine anche questo Massimo. Io li voglio ricordare tutti, un grazie a loro.